Lavoriamo stasera per la pace, è vero ragazzi? Sì! Quindi si partirà dicendo pace sì, guerra no. Proviamo? Pace sì, guerra no. Pace sì, guerra no. Un forte no alla guerra, un sì alla pace, è il grido che si è alzato a Resana in occasione del millenario rito del Batimarso, che anche quest'anno ha visto grandi e piccini attraversare le strade del paese, stringendo in mano un oggetto da far risuonare come vuole la tradizione. In occasione del passaggio al nuovo anno, secondo l'antica tradizione veneta, oltre a cercare di spaventare gli spiriti negativi, in primis quelli della guerra, il Batimarso ha fatto comparire, per la gioia soprattutto dei più piccoli, i personaggi della mitologia: Folletti, Agata Maura, e Anguane, l'orco, Nono Gelo e Fate da primavera. Qualcun dice che so come un alito di vento, qualcun altro che so una creatura senza tempo. Veramente potrebbe essere è spirito della strega maledetta. E stende il bucato fin mattina, fin prima che canta il gaio però. Sì, perché canta il gaio, no altre anguane, siamo costretti a ritirarsi nel buio della notte, come tutti i strighi del resto. Organizzato dalla Proloco di Resana, il Batimarso ha visto la collaborazione della compagnia teatrale I Castigamatti. Per i più grandi un ritorno al passato, per i più piccoli la scoperta delle tradizioni, per tutti l'occasione per stare insieme. Dammi un scherzo che so più contento.